In questo video vi parlerò della vitamina D e se l'integrazione di questo ormone può ridurre il rischio di sviluppare un'aritmia che si chiama fibrillazione atriale. Ricapitolando, la vitamina D è un ormone che viene soltanto in piccola parte assunta con il cibo e per la maggior parte viene sintetizzata nel nostro corpo, nella cute, quando questa viene esposta ai raggi solari. La vitamina D ha un ruolo molto importante nella mineralizzazione ossea. La prescrizione deve avvenire da parte del medico quando c'è uno stato di carenza di questa vitamina D oppure è presente l'osteoporosi. Recentemente uno studio finlandese ha valutato se dosaggi superiori a quelli attualmente raccomandati di vitamina D potessero ridurre il rischio di sviluppare la fibrillazione atriale e dai risultati dello studio questi dosaggi più elevati di vitamina D hanno ridotto il rischio di sviluppare questa aritmia che è la fibrillazione atriale. Sono però necessari ulteriori studi più grandi e più mirati. In questo momento non è indicato utilizzare dosaggi così elevati di vitamina D